Ciao a tutti, sono Roberto Puddu e quella che vi sto per presentare è una villa indipendente su 4 lati e 4 latri che danno appunto sul sole e sul cortile. Siamo adiacenti alla strada 387, la strada che porta a Dolianova, comune di Selargiu, siamo vicini al canile Sciardana. Questa è la villa che voi vedete, il giardino è su 4 lati, la parte più interessante e più green del giardino è quella parte posteriore ed è esattamente la parte che è esposta a sud. Noi siamo in prossimità dell'ingresso dell'immobile, vedete che c'è un cancello pedonale, un cancello carrabile con la possibilità anche di parcheggiare davanti e poi abbiamo parte di tutto il green del giardino, qua vediamo una strelizia bianca, ficus e via dicendo. Abbiamo la possibilità di avere appunto una riserva idrica con delle pompe che servono tutto l'immobile e poi un ampio loggiato che gira su 3 lati dell'immobile. Vedete che ci sono delle pergole a vista che possono essere attrezzate anche per l'estate. L'immobile è estremamente luminoso, abbiamo chiaramente varie finestre che dividono gli ambienti interni e questa è la parte posteriore che accoglie appunto un altro loggiato, abbiamo un tavolo, uno spazio comunque da poter gestire e poi da questa parte chiaramente come ogni villa che si rispetti abbiamo la zona di chi cucina, di chi è appunto addetto al barbecue. Un barbecue esterno, barbecue portatile e questo per servire chiaramente i pranzi ma soprattutto le cene. Una parte di una tettoia utilizzata come ripostiglio, come deposito. E qui chiaramente dietro di me abbiamo tutto quello che riguarda l'impianto di condizionamento, un motore unico, 2 ventole, che gestisce tutto l'impianto di condizionamento interno dell'immobile. La parte retrostante dell'immobile è impreziosita da questo filare di ulivi, ok? Ulivi abbastanza alti e qua ci sono chiaramente altre finestre. Questa era la scala che conduceva al lastrico superiore di questa porzione di casa e sul retro, diciamo, che è la parte esposta al sorgere del sole dell'immobile, c'è la parte, diciamo, dedicata al piccolo boschetto, un piccolo, diciamo, ritaglio di ombra e di varie tipologie di immobili, di varie tipologie di piante. Ecco che vi faccio vedere giusto uno scorcio confinante chiaramente con un filare frangivento e una parte di pini che però è del vicino. Vedete qua sotto, vi faccio giusto vedere se passate anche voi sotto la pianta, vedete quest'angolo che sicuramente durante i pranzi, durante le giornate più afose d'estate è sicuramente un grande ricovero, una grande ombra dentro, sotto questo salice. Ritorniamo, diciamo, attraversando le chiome del salice nella parte, diciamo, del giardino. La parte del giardino vedete che è attrezzata con della ghiaia in modo da creare appunto una coreografia e questa è tutta la parte dedicata a prato verde. Prato verde, tra l'altro, che d'estate vi posso assicurare, a detta del proprietario, che accoglieva una piscina fuori terra veramente per le serate estive all'insegna del divertimento. Continuiamo la visita sempre solo dell'esterno. Questa è la parte abitata, continuano i loggiati, questa è la parte che si affaccia al soggiorno, altro gioco di piante, diciamo, grasse e ritorniamo di fronte all'ingresso principale dell'immobile. Questa è la porta principale che ci conduce direttamente nella zona giorno e da questa parte abbiamo visto poc'anzi l'ingresso pedonale e carrabile dell'immobile. Seguitemi perché vi faccio vedere l'interno di questa villa. Entriamo dentro l'immobile, siamo all'interno, chiudiamo, ok, e vediamo subito che apre sulla zona giorno. Intanto questo è un piccolo angolo dell'ingresso, ora dedicato sicuramente a una rock band che può essere utilizzato come volete. E poi in realtà è una casa un po' particolare, abbiamo un grande finestrone da questa parte sul giardino, nonché la doppia finestra, e poi apre su questo ampio soggiorno e in fondo vediamo un camino moderno, ok? E da quella parte prosegue con una porta finestra sempre sul giardino e da quella la parte dedicata alla zona notte. Ma prima di andare lì voglio farvi vedere quest'altra parte
Qui abbiamo un'apertura che ci conduce nella parte di quella che è la cucina semiabitabile. In realtà, appunto, da questa parte abbiamo la cucina, finestrata nella parte dedicata al lavello e ai fuochi, e qui porta finestra che conduce sempre nel cortile posteriore. Qui disimpegno e abbiamo due ambienti. Uno è quello dedicato alla zona lavanderia, che riesce nella porta finestra nel cortile posteriore, esattamente dove vi ho fatto vedere il tavolo con le sedie. E da questa parte bagno completo, ok, sempre in stile estremamente moderno, lavello, WC, bidet. E da questa parte ora c'è un mobile, ma abbiamo la possibilità di sistemare la vasca o la doccia. Ritorniamo sulla parte dell'immobile. Fiore all'occhiello della zona giorno, ampia zona soggiorno, ripeto, camino moderno ve l'ho fatto vedere, e da questa parte porta scorrevole conduce nella zona notte, distinta con due camere, un bagno e un ripostiglio. La prima camera è una camera comunque finestrata, dedicata attualmente a zona ufficio, ma è una camera da letto. Da questa parte invece abbiamo un bagno completo, abbiamo un'ampia doccia finestrata sulla parte del cortile posteriore, e da questa parte due lavelli da competizione, WC e bidet. Qui ritorniamo nel disimpegno, abbiamo il classico ripostiglio squadrato che contiene all'interno tutte le cose che normalmente si mettono nel ripostiglio, ok? Cianfrusaglie, e poi la camera da letto matrimoniale che si affaccia esattamente nella parte dove sorge il sole, manca l'armadio, e qui chiaramente abbiamo un'ampia cabina armadio, estremamente molto ampia, tra l'altro è ricca e piena di armadi, dove mettere tutti i vostri abbigliamento, insomma tutto il vostro abbigliamento. Ritorniamo nella zona giorno, vi faccio ripercorrere la casa a ritroso per dirvi che siamo nella zona di Selargius, nella 387, nella strada che conduce a Dolianova, nei pressi del Canile Sciardana. Vi abbiamo presentato una villetta indipendente su 4 lati, con un giardino, una zona diciamo erbosa, boschiva, il piccolo boschetto, e diciamo il giardino corre su 3 lati, più il quarto lato chiaramente è dedicato alla parte posteriore, ampio loggiato. Vi lascio con questo pezzo di panorama che potete godervi tutti i giorni. Il sole sta andando verso ormai il tramonto, ricordate l'esposizione sorge da quella parte e tramonta da quella. Io sono Roberto Puddu, quella che vi ho presentato potrebbe essere la vostra prossima occasione, e ricordate che posso vendere anche la tua.